Buona visione con Latterie Friulane, da gustare tutti i giorni da buoni friulani. Buongiorno, tra qualche minuto il TG delle 12:30 con l'informazione di Telefriuli. Ecco voi qualche anticipazione: una coppia di coniugi di 30 e 33 anni è stata investita questa mattina a Manzano. Poi un altro incidente lungo la Pontebana con 2 feriti e il conducente trovato positivo all'alcol test. Ci sposteremo anche a Udine, dove parleremo della situazione della scuola materna Garzoni Montessori e della protesta dei genitori. E si parla ancora di scuola perché oggi sono stati convocati gli stati generali al Sello, l'istituto frequentato dalla sedicenne morta di overdose di eroina a Udine. E poi naturalmente spazio anche allo sport con la GSA, prima partita e prima sconfitta contro il Mantova. Rimanete con noi, tra pochi minuti il telegiornale delle 12:30. Latterie Friulane, da gustare tutti i giorni da buoni friulani. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telefriuli delle 12:30. Partiamo dalla cronaca con un grave incidente avvenuto questa mattina a Manzano. Una coppia di 30 anni, marito e moglie, sono stati travolti sul marciapiede in via della Libertà a poca distanza dalla loro abitazione. I due coniugi, entrambi di 30 anni, avevano portato la loro bambina a scuola e stavano camminando in direzione del centro, quando il conducente di una Fiat Marea, nel tentativo di evitare un'auto, è letteralmente salito sul marciapiede investendo la coppia. Sul posto è atterrato l'elicottero sanitario ed è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato marito e moglie in ospedale a Udine, entrambi accolti nel reparto di neurochirurgia, trattati per un serio trauma cranico. Per la viabilità e i rilievi sul posto sono intervenute 3 pattuglie della polizia locale di Manzano. E rimaniamo nell'ambito della cronaca con un incidente, l'ennesimo lungo la Pontebana, è avvenuto a Pordenone all'altezza dell'incrocio con via Redvedole. Poco prima delle 3 di questa notte 2 giovani trevisani a bordo di una Toyota Yaris sono planati nel parcheggio di un bar al Laghetto. Il passeggero ha riportato serie ferite, rimanendo incastrato nell'abitacolo, mentre il guidatore è rimasto ferito in modo lieve. Sono stati il barista e gli avventori del ristorante a chiamare i soccorsi, sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Azzano X. Il conducente, un 26enne di Santa Lucia di Piave, è risultato positivo all'alcol test. Per lui così è scattato immediatamente il ritiro della patente. Per il suo amico invece si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine. E il Sello c'è, questo è l'hashtag scelto dal liceo artistico udinese, la scuola frequentata dalla sedicenne di Palmanova morta di overdose da eroina mercoledì scorso. Mentre continuano le indagini coordinate dalla questura di Udine per risalire a chi abbia venduto la dose letale di droga alla ragazzina, l'istituto si è subito mobilitato. La dirigente Rossella Rizzatto ha convocato gli stati generali, un incontro urgente tra personale scolastico e rappresentanti di istituto per fare il punto sulle azioni da promuovere immediatamente perché fatti drammatici come questo non debbano più ripetersi. La risposta delle famiglie è stata superiore a qualsiasi aspettativa, tanto che si è reso necessario scegliere uno spazio più ampio per l'incontro. La decisione è caduta sull'aula magna dello Zanon di Udine. Ed è qui che questo pomeriggio dalle 17 alle 19 docenti, padri e madri, ma anche personalità del mondo della politica regionale, a partire dal presidente Massimiliano Fedriga, invitato all'incontro, discuteranno su cosa è necessario fare subito. L'obiettivo ovviamente è quello di aiutare i ragazzi e i loro genitori in rete fattivamente. Torniamo a parlare di scuole. A Udine mancano aule, servizi igienici, non c'è la mensa e nemmeno la palestra. La situazione dei 200 bambini della scuola Garzoni Montessori di Udine è arrivata a un punto di non ritorno. Per questo oggi pomeriggio è previsto un consiglio di istituto a cui parteciperà la dirigente scolastica e probabilmente l'assessore competente del comune di Udine. Vediamo. La preoccupazione peggiore è quella della smembratura delle classi e quindi la suddivisione di una scuola che comunque è unita e che lavora in interclasse venga smembrata, e quindi questa è la cosa peggiore in assoluto.
Perché il metodo Montessori prevede materiali anche in condivisione tra diverse classi. Esattamente, sì, e comunque progetti comuni che vengono fatti ma sia tra gli alunni di quinta con quelli di prima, ma comunque tutti insieme, perché proprio è uno dei valori principali della scuola Montessori. E invece voi avete delle soluzioni da proporre o delle richieste da presentare? Allora, noi abbiamo segnalato al Comune di Udine, che è perfettamente a conoscenza della situazione, che sullo stesso piano dove c'è la nostra scuola ci sono delle aule che sono sottoutilizzate, attualmente in assegnazione alla scuola Percotto, che è una scuola superiore, per cui chiediamo che il Comune di Udine prenda coscienza del fatto che sarebbe certamente meno impattante un trasferimento di una scuola superiore rispetto a smembrare una scuola con dei bambini che frequentano una scuola primaria. Parliamo ancora di scuole e di trasporti, famiglie della montagna schiacciate dal peso dei trasporti per mandare i propri figli a scuola. Del problema si è fatto carico il sindaco di Forni di Sopa che, dati alla mano, snocciola le cifre degli abbonamenti. Da un'analisi che ho fatto, questo soprattutto su indicazione da parte di parecchi miei paesani che hanno dei figli che vanno a scuola a Tolmezzo, si è parlato, ho visto una certa loro sofferenza per quanto riguarda il costo dell'autobus. Ho scoperto che l'autobus costa per 10 mesi 598 euro nella tratta Forni di Sopra, Tolmezzo e ritorno. Questo importo vale per 10 mensilità, quando in realtà la scuola sappiamo che dura 9 mesi. Non mi sono fermato. Sono andato a vedere anche quello che pagano a Trento, e a Trento praticamente pagano sempre per questi abbonamenti scolastici 404 euro per 9 mesi. Questa è una cosa insostenibile, perché io vivo in montagna praticamente da sempre e lavoro, e quello che i redditi sono quelli che sono. Tante famiglie non hanno neanche chiesto il contributo perché il tempo, la speranza di ricevere questo contributo è praticamente, non dico a zero, ma quasi. C'è addirittura delle famiglie, una famiglia in particolare che ho parlato proprio 3 giorni fa, che deve fare l'abbonamento mensile perché non ha i soldi per fare l'abbonamento scolastico per il proprio figlio da mandare a Tolmezzo e non li ha. E quindi cosa fa? Paga mensilmente. Quindi questa pagherà 597 euro alla fine dei 9 mesi. Sono convinto che la nuova giunta regionale prenderà in mano, e io qui ho chiesto un incontro all'assessore competente. Quello che io chiedo con urgenza anche è di venire incontro a queste famiglie che decisamente non ce la fanno più. Ed è festa a Corno di Rosazzo per i 50 anni di sacerdozio di Don Claudio Snidero. Grande festa a Corno di Rosazzo per celebrare il 50° anniversario di sacerdozio di Don Claudio Snidero, originario del paese ma da anni missionario in Argentina. Alla festa hanno partecipato, oltre a parenti e amici di Don Claudio, anche un gruppo di fedeli argentini giunti dal paese oltreoceano per l'importante ricorrenza. Sono Don Leonardo, venuto dall'Argentina per questo 50° anni di sacerdozio di Don Claudio. Veramente per ringraziare a Dio per lui, perché ha fatto tanto da noi nella nostra diocesi, nella nostra chiesa, veramente è stato una presenza sempre tra i sacerdoti, tra i laici, e quindi oggi siamo venuti con altro sacerdote, Marcello, e altri laici venuti da qui. E ringrazio veramente tutti che mi hanno accompagnato e mi accompagneranno questa sera qui nella messa, e spero di poter continuare quell'opera che il Signore mi ha affidato. E imparare il friulano cantando tutti insieme a scuola. Il progetto è quello del comune di Remanzacco, che prevede anche la creazione di un videoclip. Si porta a termine in questi giorni un video di Lip Dap fatto con i ragazzini sulla base, sulla canzone di un testo in friulano, scritto e interpretato da un complesso della Bassa e l'Ipeness, che simpaticamente si fa un playback sulle
sulle parole in friulano, i ragazzini hanno imparato, diciamo così, tutte queste strane parole per loro, per qualcuno, si sono divertiti tantissimo in collaborazione con lo sportello di lingua in friulano, no? Una maniera alternativa di proporre la nostra cultura giovane e forte, insomma. Abbiamo ottenuto, diciamo così, un gradevole successo, vista la presenza di molti giovani che frequentano questi spazi il lunedì dalle 16:30 alle 19 e il giovedì sempre agli stessi orari. Col centro di aggregazione abbiamo svolto tante attività in frazione, itineranti, chiusura del programma estivo, una gita in montagna con la collaborazione della nostra caserma Alesa. E adesso invece vi portiamo in volo su un drone a vedere i castelli di Duino. Oggi il nostro viaggio sulle ali di un drone ci porta a Duino, tra i due castelli imbrigliati sulle rocce carsiche che dai loro speroni rocciosi dominano il golfo circostante. Così compaiono ai nostri occhi non solo il castello vecchio, con le sue rovine quasi incantate, la Dama Bianca dalla triste leggenda, quindi via verso il nuovo castello tuttora abitato. Tra le mura e le stanze ricavate in questo piccolo spazio così angusto. Anche dall'alto, in modo da poter apprezzare la particolarità della costruzione e la sua lunghissima storia. Il nostro viaggio si conclude così, grazie alle spettacolari immagini di Luca Nardo e alla sua assistente Irene Bellini, e il tramonto ci ricorda che la giornata si conclude, ma pronta per ritornare nuovamente domani con altre emozionanti immagini. Prima partita per la GSA e prima sconfitta contro il Mantova, vediamo il servizio. Troppi di noi hanno giocato sotto la loro media abituale, in termini non solo di rendimento ma anche di intensità, e soprattutto dalla metà del terzo quarto, dove si è spaccata la partita. Non c'è stata la nostra solita, riferendomi ovviamente al precampionato, la nostra solita intensità, anche se oggi abbiamo sbagliato come mai in attacco, tiri aperti, palle perse stupide, canestri da sotto, quindi non so quanto sia la componente emotiva della prima, quanto sia probabilmente la stanchezza nell'ultimo periodo. Vuol dire che c'è da lavorare. Complimenti ovviamente di nuovo a Imola, che ha fatto vedere le qualità di cui parlavo, soprattutto al perimetro, anche con i lunghi. Per quanto riguarda noi, da martedì ovviamente ci prepariamo per dimenticare in fretta questa che è la prima partita, anzi no, non dovremmo proprio dimenticarla, secondo me, dovremmo proprio tenerla presente, perché la 2 è questa, dobbiamo ricordarci, ho sbagliato a parlare, dobbiamo ricordarci e ce la ricorderemo questa partita. Grazie per essere stati con noi, io vi lascio a voi la linea con Silvia De Michelis, con collegamenti da Gemona e da Pordenone per discutere della risoluzione dell'omicidio di Alessandro Coltro. Grazie per essere stati con noi, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.